Col ministro Piantedosi ho chiesto, vediamo se riusciamo in un anno e mezzo che sono sindaco, a far diventare Mestre Venezia quasi un posto pilota, dove dimostriamo che questa roba qua può essere effettivamente contenuta. Un primo incontro tra il sindaco Luigi Brugnaro e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi era già avvenuto a Roma all'inizio di ottobre. Lunedì il titolare del Viminale sarà a Venezia per un altro vertice che avrà nuovamente al centro l'allarme criminalità e degrado in comune di Venezia. Tra chi ha partecipato al flash mob per la sicurezza a Marghera, nelle zone della città più colpite dal fenomeno, l'opinione su questa visita è disincantato. La parte sicuritaria è sicuramente importante. Quello che noi da tempo chiediamo è che a questo si associno anche altre politiche che sono sicuramente complementari e fondamentali. Qui è opinione diffusa che la repressione da sola non basti a estirpare un fenomeno che è ritenuto molto più complesso, una questione che affonda le radici nell'evoluzione economica e sociale che ha attraversato il comune negli ultimi decenni. Se non si inverte rotta innanzitutto sul versante politico, dicono qui, qualche arresto in più cambierà poco. Piantedosi, il sindaco sicuramente chiederà l'esercito, ma l'esercito ha un mandato che è ben diverso dalle forze di polizia, che purtroppo non possono essere presenti dappertutto. Superato il passaggio eventuale di ulteriori forze militari, ritornerà tutto come prima, perché manca appunto un tessuto sociale, economico, eccetera, che possa rivitalizzare la zona. Michele Valentini di Marghera Libera e Pensante, il promotore della manifestazione lanciata dopo l'ultimo omicidio avvenuto in città. Questa città ha bisogno di servizi, di progetti di rigenerazione urbana, di riqualificazione del territorio. E abbiamo visto che le politiche della tolleranza zero del sindaco Brugnaro sono fallite, per cui è proprio la domanda che è sbagliata. Giusta o sbagliata che sia, peraltro, sulla domanda pesa già una prima risposta. Riguardo all'utilizzo dell'esercito era stato molto chiaro il ministro della difesa Guido Crosetto proprio in occasione della sua visita a Venezia per le celebrazioni del 4 novembre. Io penso che dal prossimo anno sia magari più importante aumentare le forze di polizia e lasciare che le forze armate o la maggior parte delle forze armate riprendano a fare quello che serve in questo momento, che è forze armate.